In un'epoca antica, in un angolo del vasto impero romano, nasceva un bambino destinato a cambiare la storia della sua città. Quel bambino si chiamava Massimo e sarebbe diventato il primo vescovo di Torino di cui si conosca il nome. Massimo crebbe in una famiglia modesta ma piena di fede. Fin da piccolo mostrò un'intelligenza vivace e una profonda devozione verso Dio. Ogni giorno aiutava i suoi genitori nei campi, ma non perdeva mai occasione di pregare e meditare sulle sacre scritture. Questa sua fede lo portò a seguire gli insegnamenti di grandi uomini di Chiesa come Eusebio e Ambrogio. Questi santi uomini videro in Massimo un giovane di straordinaria bontà e saggezza e lo prepararono per una vita dedicata al servizio di Dio e della comunità. Divenuto adulto, Massimo venne chiamato a guidare la diocesi di Torino, una città allora conosciuta come Iulia Augusta Taurinorum. Era un periodo difficile, segnato dalle invasioni barbariche e dalla crisi dell'impero romano. Le strade erano spesso pericolose, i cittadini vivevano nella paura e le risorse erano scarse. Tuttavia, Massimo non si scoraggiò. Al contrario, prese questo incarico come una missione divina. Massimo non era solo un uomo di preghiera, ma anche di azione. Una delle sue prime grandi opere fu la costruzione di una piccola chiesa dedicata a Sant'Andrea. Si dice che questa chiesa sorse sui resti di un antico tempio pagano. Massimo voleva dimostrare che la luce della fede cristiana poteva illuminare anche i luoghi più oscuri e pagani. Col tempo, questa piccola chiesa divenne un punto di riferimento per i fedeli e dalle sue rovine, molti secoli dopo, nacque la celebre chiesa della Consolata. Il cuore dell'opera di Massimo furono però i suoi sermoni. Le sue parole, piene di speranza e saggezza, risuonavano nei cuori delle persone. Ogni domenica la piccola chiesa di Sant'Andrea si riempiva di uomini, donne e bambini che venivano a sentire le sue prediche. Massimo parlava spesso dei primi martiri di Torino, Avventore, Ottavio e Solutore, incoraggiando la gente a mantenere viva la loro memoria e la loro fede. Raccontava storie di coraggio e sacrificio, e ogni volta le sue parole sembravano accendere una luce nei cuori dei fedeli. Ma non erano solo le parole a rendere grande Massimo, era un uomo di grande integrità morale. Lottò strenuamente contro la simonia, la pratica di comprare e vendere cariche ecclesiastiche, e contro il paganesimo che ancora persisteva in alcune parti della città. Nonostante le difficoltà, Massimo rimase saldo nella sua missione, guidando la sua comunità con amore e dedizione. Il suo lavoro non si limitava alla Chiesa. Massimo era noto per la sua presenza costante tra la gente. Visitava i malati, confortava gli afflitti e aiutava i bisognosi. Spesso si recava nei villaggi circostanti, portando con sé non solo parole di conforto, ma anche cibo e vestiti per chi ne aveva bisogno. La sua generosità e il suo spirito di servizio gli guadagnarono l'amore e il rispetto di tutti. Gli ultimi giorni di Massimo furono sereni. Sapeva di aver compiuto il suo dovere
e si preparava ad incontrare il suo creatore. Morì intorno all'anno 420, lasciando un'eredità di fede e di amore che avrebbe ispirato generazioni future. Le sue reliquie vennero custodite con grande rispetto nella Basilica di San Massimo a Collegno, un luogo che si ritiene fosse stato la sua sede vescovile. Per secoli la gente di Torino ha ricordato Massimo come un pastore buono e saggio, capace di portare luce e speranza anche nei momenti più bui. Nel XIX secolo la città di Torino decise di onorare la memoria del suo primo vescovo, dedicandogli una via del centro storico e una chiesa, consacrata nel 1853. Ancora oggi la figura di Massimo è un faro di fede e di speranza per tutti coloro che cercano conforto e ispirazione nella storia della loro città. E così la storia di Massimo continua a vivere non solo nei libri e nei luoghi a lui dedicati, ma anche nei cuori di tutti coloro che, come lui, credono nella forza della fede e dell'amore. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.